Queste qui sono attrezzature che noi troviamo all'interno delle aziende, ok? Però nel senso di tutti i componenti che ci sono qui sono componenti che quando un'azienda in fase di prototipazione, in fase di realizzazione di un progetto, praticamente consulta un catalogo e in questo catalogo troverà pezzi che riguardano per esempio tutta la movimentazione, tutta la pneumatica, troverà pezzi per quanto riguarda il PLC. Allora questa macchina è automazione industriale in senso stretto, ok? Il governo di questa macchina è affidato a un PLC, un controllore diciamo programmabile. Questo controllore programmabile è collegato a un computer, il computer viene realizzato il progetto e il progetto viene caricato all'interno del PLC, dopodiché abbiamo tutta questa movimentazione. Noi che cosa abbiamo fatto all'interno di queste due macchine, in particolare quella che abbiamo visto prima? Abbiamo inserito un controllo vocale, ok? Quindi abbiamo utilizzato tecnologia fatta in casa che si interfaccia a una tecnologia industriale attraverso la quale noi riusciamo ad avere il controllo vocale. Quindi il controllo vocale siamo a livello proprio di industria 4.0, quindi utilizziamo tutte tecnologie di punta, ok? Fai vedere. Start. Prenderà il pezzo che in questo momento è un cilindro, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Ecco, e questa macchina praticamente permette Lo spostamento da una parte all'altra di un prodotto, di un oggetto. di pezzi metallici. Stop. E la macchina si ferma quindi con il comando vocale.